Quinta corsa, prova per 4 anni. Dal punto di vista tecnico sicuramente la corsa più interessante di oggi. Sono 4 anni non vincitori di 25.000 euro in carriera, bella corsa equilibrata. L'1 Diva delle Badie, VP dell'Annunziata, 2 Dio che bello Roberto Vecchione, 3 Dolce Nera ZS Andrea Farolfi, 4 Dior Ducras Carmine Piscuoglio, 5 Dumanè Dasti Franco Ferrero, 6 Demidov Cla Manuele Matteini, seconda fila 7 Domenica V Giuseppe Pistone, 8 Dylan Pax Edoardo Baldi, 9 Delizia di Casei Roberto Ruvolo. To start inizia a raccogliere i partecipanti, si prepara al lancio. Favorito Demidov Cla, numero 6. Partiti. Veloce Dolce Nera ZS, al largo Dumanè Dasti, lungo la corda Diva delle Badie, scende in corda Dumanè Dasti, precede Diva delle Badie, al largo Dolce Nera ZS, poi Dior Ducras, al largo Demidov Cla, quindi Dominic AV, se ne vanno 200 metri in 14,6, passa Dolce Nera ZS che ottiene il via libera da Dumanè Dasti. Terza in corda Diva delle Badie allo scoperto nel suo classico cliché Demidov Cla, 29,2. Per i primi 400 metri di corsa si viene sulla piegata di sinistra con Dolce Nera al comando nei confronti di Dumanè, alla corda Diva delle Badie, al largo Demidov, poi seconda pariglia per Dio che bel, 44,4 i primi 600 metri di corsa. Dolce Nera ZS prosegue all'avanguardia trascinandosi sempre Dumanè Dasti, terza la corda Diva delle Badie, di fuori Demidov Cla, 59,4 per i primi 800 metri con Andrea Farolfi sempre a controllare le operazioni in salchi alla figlia di Wishing Stone che passa i 1000 di gara in 1,14,5, si fa minaccioso al largo Demidov Cla che insiste e prova ad avvicinare la battistrada che però mette lì una frazione in 14,4, cerca la fuga Dolce Nera ZS trascinandosi Dumanè Dasti, di fuori Demidov Cla, alla corda c'è Diva delle Badie, poi Dio che bel, Dolce Nera in vantaggio, sposta al suo esterno Dumanè Dasti, lungo i birilli Diva delle Badie, in vantaggio Dolce Nera, Diva che si lancia in open stretch, Dolce Nera ZS ancora una di margine, Dolce Nera ZS che nel finale viene a vincere su Dumanè Dasti, al terzo posto Diva delle Badie, 1,13,6 cost to cost per la vincitrice Dolce Nera ZS Andrea Farolfi, per Walter Zanetti che è anche proprietario della 4 anni da Wishing Stone e Novella Griff, che in percorso di testa si rende intangibile nel finale. Dumanè Dasti è secondo, al terzo finisce Diva delle Badie.